Farai sempre parte di noi. Grazie di averci lasciato un ricordo fantastico di te e di quelle serate passate a ridere e scherzare. Oggi ci stringiamo tutti attorno a te, attorno alla persona che ci ha fatto crescere, che se non fosse stato per lei determinate scelte non avremmo mai avuto il coraggio di farle. Ci stringiamo attorno alla persona che non aveva paura di nulla, che amava la vita, anche se fosse stata ingiusta con lei. Poche parole, ma che arrivano dritte al cuore, sono quelle pronunciate dalle amiche di una vita, quelle delle piccole grandi confidenze, quelle della condivisione. Vittoria, Gloria, Elisa, Elena, ognuna ha portato un suo frammento. I nostri aperitivi che duravano ore e te che ogni volta mangiavi anche la mia oliva. Le nostre ricreazioni a scuola e il tuo fischio per poi trovarci in bagno. Le litigate mai acute perché scoppiavamo in una risata. I rumori dei tuoi tacchi per casa mia. La tua fragilità nascosta. La tua voglia di conoscere il mondo. Il tuo sogno andato in frantumi. Ti saluto, scricciolo, piccolo angelo. Tua Elena. Sequenze di una vita breve, fotogrammi di allegria e vitalità. Giulia, ricordano tutte, era una persona luminosa. Come illumini me, illumini anche tutte le persone che ti stanno pensando e che ti sono state accanto. Le illumini con la stessa intensità con la quale brillavano i tuoi occhi e quel tuo sorriso sgargiante che ti svoltava la giornata. Una luce che adesso si è spenta ma che resta nella mente e nel cuore. Tanti messaggi di condoglianze alla famiglia. Anche il sindaco Stefano Marcon ha voluto esserci e dire che la comunità di Castelfranco c'è, che piange Giulia e spera in una pronta guarigione per Alberto.